Buon pomeriggio a tutti e tutte, buongiorno in Santiago del Cile dove troviamo Daphne Malvasi che è la nostra invitata di questa puntata del ciclo di incontri con autori e autrici, poetiche e anfibie, scrivere tra due lingue. Questa preposizione tra non sarebbe scrivere in due lingue. Io volevo fare questo chiarimento perché me lo chiedono, perché è tra o in? No, 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 tra. Scrivere tra due lingue, perché non sempre gli autori e le autrici che invitiamo scrivono originali nelle due lingue, ma forse scrivono una lingua di preferenza, la lingua madre in genere, ma trovano un'influenza ambientale, affettiva, dell'immersione in un'altra lingua. Ossia, sarebbe il concetto che si conosce come in between in inglese, no? Scrivere tra due lingue. Allora, questa puntata avremo una conversazione con la scrittrice Daphne Malvasi, che è italiana, napoletana, si trova in questo momento, abita in Santiago del Cile. E allora, innanzitutto io la vorrei presentare, lei mi ha mandato una sua biografia in spagnolo, io la leggerò in spagnolo, dopodiché questa conversazione si terrà in italiano, ovviamente con la lettura in spagnolo, perché la sua lingua madre è proprio l'italiano. Allora, leggo. Daphne Malvasi, napolitana, nacida en Italia en 1981, es licenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras por la Universidad Orientale di Napoli, con un enfoque en Historia de América Latina, complementando con un máster en Gender Equality and Diversity Inclusion. Habla italiano, español, inglés y francés, lo que le ha permitido tejer puentes entre culturas, facilitando el intercambio y el diálogo a través de la poesía y la narrativa. Su obra poética ha recibido reconocimiento internacional, incluyendo el Premio Internacional Trienal La Donna si racconta, Pesaro, Italia, 2021. En 2023 fue seleccionada como becaria de la Fundación Pablo Neruda en Chile, donde actualmente reside. Además, su podcast Disordinarie, Storie di Donne, ha sido destacado en el Festival L'Eredità delle Donne de Serena Dandini en 2022 y 2023, reafirmando su compromiso con la literatura y las narrativas femeninas como formas de resistencia cultural. En 2024, su primer libro bilingüe, Antes del Alba, Prima dell'Alba, en ediciones Underground 2024, estrenó una segunda edición con traducción al portugués. Su trayectoria como poeta, traductora, docente y locutora ha estado siempre guiada por la búsqueda de las voces que habitan los márgenes, las memorias ocultas y las subjetividades que se resisten al olvido, haciendo sobre todo del reconocimiento de la poesía femenina una forma imprescindible de resistencia cultural. Allora, ti saluto Daphne, ciao, ciao. Grazie Marisa, grazie, che bella presentazione e grazie soprattutto per avermi invitato in questo ciclo di incontri, per cui per me è veramente un piacere, un onore, anche un'emozione essere qui con te, con voi, per cui davvero grazie mille per l'attenzione e per il tuo affetto, ecco. Sono davvero molto molto contenta di condividere un momento anche, come dire, importante con te e con tutti e tutte voi, ecco. Benissimo, sì, io sono molto contenta. Tra l'altro mi ricordo che l'anno scorso quando abbiamo parlato mi dicevi che tu sentivi un cuore anfibio, non so, che questa parola anfibia. Allora raccontami un po' come ti senti questa definizione di anfibia. Perché ti senti anfibia? Allora, riprendo esattamente come dire, la frase con cui hai iniziato tu, cioè scrivere tra due lingue e non in. E questo sentirsi essere, no? Questo ser, diciamo, questo essere persona tra due lingue, nel mio caso mi fa proprio sentire come perennemente permeabile, come se io vivessi in uno stato di frontiera territoriale e linguistico. Da un certo punto di vista lo vivo anche come privilegio, perché credo che sia anche importante riuscire a trovare, come dire, varie dimensioni dell'espressione di sé. E se lo trovi in più lingue è sicuramente un privilegio. Come dire, la lingua come frontiera, però non come frontiera inteso come difficoltà, come ostacolo, ecco, ma più che altro come possibilità
che questa frontiera possa essere permeata da due o più lingue, in altri casi, diciamo così, nel mio caso, tra due lingue. Questo sentirmi Frontiera tra... come comunicazione, no? Mi è molto piaciuta questo chiarimento che hai fatto, questa precisazione. Una frontiera non come difficoltà, ma come forma di comunicazione, vero? Sì, assolutamente, per me lo è. Talvolta ho anche delle difficoltà Sì, perché sì, mi chiedo, perché non si può dire che sia tutto solo rose e fiori, perché altrimenti sì. farei una narrazione parzialmente non vera. Però vivo Mm. questa frontiera delle lingue e del pensiero, perché poi la lingua diventa anche Sì. pensiero, diventa azione. Mm. E lo vivo come possibilità. Ripeto, finora come anche in parte un privilegio, no? Perché talvolta la frontiera può rappresentare anche un momento di dolore. Mm. E ci sono anche delle poetiche del dolore, ovviamente, della malinconia, della nostalgia, della saudade, no? Se vogliamo utilizzare un Saudade, termine sì, sì. portoghese brasiliano, a cui sono anche molto affezionata, ovviamente. E quindi credo che poter scrivere tra due lingue in questo soprattutto processo di transizione dalla lingua di partenza verso altro, verso una lingua che a volte è una lingua finale, ma a volte resta ancora una lingua di passaggio, di transizione, io lo vivo come una possibilità di frontiera che per me è molto fertile e mi dà la possibilità di sentirmi eh, contemporaneamente in varie parti di me, Mm. essere più me stessa tra queste due lingue, in questo caso italiano e spagnolo, e sentirmi forse ancora di più di quello che avrei potuto sentirmi scrivendo in una sola lingua. Mm. Non so se rendo l'idea, è come se quasi Sì, sì, un sì. altro essere, un'altra Daphne Mm. entrasse dentro di me e vivesse questo tra. Sì, E, guarda, e- io come sai, questo ciclo fa parte di una serie di incontri con autori in cui loro mi raccontano delle storie incredibili legate alle diverse identità nelle diverse lingue. Ad esempio, uno che mi dice che sogna in una delle sue lingue ma che parla di più in un'altra lingua quotidianamente. Un altro che parla con gli animali domestici in una lingua diversa da quella con cui parla con la gente, ossia che sono come diverse sfaccettature, no? Della personalità e dell'identità. Questa identità mobile, fluida, no? Per questo mi vero, piaceva la metafora dell'anfibio, ossia che sì, quello che stai raccontando fa parte di una serie di narrazioni di autori che ci troviamo tra due lingue, perché ovviamente io mi inserisco in questa esperienza. No, 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 grazie di aver ripreso questa preposizione perché per me è molto cara questa preposizione. Questa preposizione fa la differenza. E tra l'altro qua ci sono diversi studenti che io voglio veramente incoraggiarvi a fare l'esperienza di vivere in un'altra lingua per periodi brevi, per un soggiorno, no? È un modo di ampliare, di ingrandire la nostra esperienza non solo linguistica e culturale, ma pure esistenziale. Esistenziale. Allora, grazie di questa tua testimonianza, no? Perché gli studenti hanno diversi programmi, Erasmus, ad esempio, l'Erasmus, certo. diversi soggiorni che possono fare e io veramente vi vorrei incoraggiare ad approfondire queste lingue che studiate all'università. Come ha fatto Daphne, come avete sentito, lei ha studiato all'Università Napoli Orientale, ha studiato lo spagnolo, ha chiesto una borsa di studi alla Fondazione Pablo Neruda e ora abita in Cile. Io la vedo molto felice, devo dire. Sì, io sono molto felice. Ho sicuramente qualche Sì. anno in più rispetto agli studenti e le studentesse, questo va detto, però io ricordo che io scelsi di fare una tesi sperimentale che non era molto, come dire, non si faceva molto spesso in quel momento e scegliendo storia dell'America Latina avevo scelto di approfondire soprattutto la storia del Perù
E quindi Mm, io poi ho fatto questa tesi sperimentale proprio in Perù e lì devo dire mm, che mi si è aperto un mondo, per cui io ho anche ovviamente tantissimi ricordi legati a questo soggiorno, come dici tu, profondamente esistenziale, perché credo che oltre la lingua, oltre la letteratura, oltre l'università, permettetemi di sì, dire, davvero vi forma come persone. È un'esperienza sì. che non dimenticherete mai e vi entrerà nella parte più umana e più profonda di voi. E cioè, c'è un prima e un dopo, no? Rispetto ad alcuni eventi della nostra vita, di ciascuno di noi. E credo che nel mio caso c'è stato un prima dell'università e un dopo rispetto al fatto che io poi sia stata appunto in Perù e poi vabbè sono tornata ovviamente Sì. per la laurea e tutto il resto, però no, davvero ampliate quello che è la vostra esistenza di adesso, concedetevi la possibilità di vivere tra anche voi, perché credo Mm, che è davvero è qualcosa di molto più grande rispetto a quello che ciascuno di noi possa immaginare, come mm, possibilità, come cambiamenti, come scoperta e scoperte di sé, perché poi ti rendi conto che non sei una sola persona, ne sei tante, no? Ed è bello, mm, è bello sorprendersi di quello che si è, di quello che si può essere. È bello non conoscersi ancora per poi arrivare a conoscersi. mm. Che Non si arriva bello. mai forse a un punto finale di sé, Mm, mm, vivendo mm, mm. tra. Io credo che non si Ossia, arrivi mai a un punto finale, però è una scoperta costante ed è molto bella, sinceramente. ossia, l'università sarebbe una sorta di ponte, una sorta di ponte. Dopodiché ognuno ovviamente sceglie il suo percorso e va avanti, però l'università, perché c'è c'è un percorso, no? Non Cioè, possiamo pensare che un giorno ci alziamo dal letto e diciamo, ah, sono un'altra, vado a vivere in Perù. No, diciamo, c'è un percorso certo, assolutamente. coerente, coerente. Io vedo coerenza nel tuo percorso, no? Perché tra l'altro tu dall'Italia sei andata in Perù, dopodiché in Cile, ossia che hai un percorso sì, non voglio dire omogeneo, non in un senso negativo, in un senso positivo, che ehm, io parlo sempre con i miei studenti e dico loro che la nostra lingua, lo spagnolo, è una lingua parlata in tanti paesi, in tanti spazi, che pensare di scoprire, di parlare l'unico spagnolo possibile, e questo non va contro il concetto panispanico e pluricentrico della nostra lingua. Ossia che tu, diciamo, hai fatto tutto un percorso legato alla pluralità di questo Sì, mondo. E allora gli studenti hanno la possibilità di seguire corsi di letteratura ispanoamericana, di varietà di atopiche, dello spagnolo che si parla in diversi posti. Da quest'anno possono studiare pure il catalano e capire come c'è una convergenza linguistica, no? Nel nostro ambito iberoamericano. Allora, io vorrei parlare con te, Daphne, sul processo di scrittura e sì. autotraduzione del tuo libro Prima dell'alba, perché io non ho voluto chiederti niente sul processo di scrittura perché volevo parlarne con te adesso. Certo. Immagino che l'originale sarà stato ovviamente in italiano, dopodiché tu hai tradotto. Ti volevo chiedere come è stato composto, come è stato scritto. Raccontami un po' su questo Sì. processo di scrittura e traduzione. Bene, allora, ti sorprenderò, nel senso che io ho Ah, iniziato a scriverlo in italiano, mm, ma ho terminato scrivendo poi alcuni, non la maggior parte, ma alcune di queste poesie poi le ho scritte in spagnolo per ah, poi ritornare all'italiano. E quindi in realtà diciamo che il processo di prima dell'alba, antes dell'alba, inizia ovviamente in italiano. E inizia davvero prima dell'alba, cioè io per ah, alcuni mesi, no, forse anni in realtà, non mesi, io non tutti i giorni, però mi ritagliavo questo tempo-spazio, no, la famosa stanza tutta per sé, che nel mio caso non era una stanza, ma era un tempo, diciamo così, questo tempo che diventava anche spazio, in cui io proprio prima dell'alba, fatemi dire, le 5 e le 6 del mattino, scrivevo.
E quindi era diventata, come dire, il mio tempo tutto per me, il mio spazio tutto per me, in cui appunto scrivevo poesie, scrivevo anche dei pensieri, avevo preso l'abitudine, sai, di tenere sul comodino il classico quaderno con la matita, per cui se sognavi anche qualcosa che restava un po' così onirico, per non perderlo, dicendo, ah sì, poi quando mi sveglio lo scrivo e puntualmente lo dimentichi, ho detto no, io devo tenere un quaderno, così a qualsiasi ora posso appuntare, non lo so, un verso, un'idea, una parola, qualsiasi cosa. Quindi in realtà il mio processo di scrittura inizia così. Ho voluto poi chiamare il libro Prima dell'alba perché è stato quello il momento in cui si è generato, no? È nata questa scrittura. E poi nella maggior parte delle poesie, come dire, si è venuta poi a creare la traduzione verso lo spagnolo. E a autotradursi poi soprattutto, no? E anche, come dire, un processo da un lato di responsabilità anche un po' severa, no? Perché poi dici, eh no, non mi posso lasciare, come dire, non posso essere troppo indulgente con me stessa, nel senso che dico, ma sì, dai, faccio passare questa parola. No, no, non deve essere così, cioè devo essere... Ossia che tu volevi essere fedele, Sì, tra le due versioni che ci fosse una distanza minima. Questo sì, dipende da ogni autotraduttore, perché ci sì, sono autotraduttori e autotraduttrici che dicono no, visto che l'opera è mia, io cambio quel che voglio. E altri dicono no, no, tu hai una formazione filologica, dobbiamo dire che questo è importante, ossia, perché quando ho parlato ad esempio con Giolanda Castagno, galiziana, io l'ho sì, intervistata 3 anni fa e lei è pure una filologa. E allora mi dice, ma no, no, io voglio essere fedele, essere sì, severa, non ho utilizzato la tua stessa parola, però lo stesso sì. approccio, dico, il fatto di aver studiato la letteratura ti Sì. fa diventare più esigente con te stessa. Bene, bene, sì. Sì, credo che ci sia sicuramente in parte questo e anche il fatto che ovviamente come tutti voi sapete si dice spesso, no? Tradurre e anche tradire in Mm. un certo modo e io non volevo tradirmi, per questo ritorno al tuo dire volevi essere fedele, volevo essere assolutamente fedele, ehm, perché ritenevo in quel momento che il sentirmi autentica e trasparente anche nella traduzione, o meglio, verso la traduzione, perché poi questo tra è il Sì, processo, no? sì. Dall'italiano verso lo spagnolo o qualsiasi altra lingua si voglia prendere in considerazione. Io proprio sentivo la necessità di voler essere, appunto, come hai detto tu, fedele a me stessa, essere autentica e dire dall'italiano allo spagnolo, o in alcuni casi dallo spagnolo all'italiano, io mi ritrovo, sono io, è Daphne che sta parlando, sono le mie lingue e mi sento vivere in entrambe le lingue. E allora sì, sto, come dire, facendo il percorso giusto. E Bene, e quindi, ti volevo chiedere perché ovviamente l'italiano e lo spagnolo sono lingue affini, sì, sono affini e questo a volte ci sono tanti falsi amici, ah, sicuro. sicuro, no, no, e le preposizioni sono, l'utilizzo è molto diverso, si ha quest'idea che sono uguali, no, non sono uguali, però visto che io traduco, sono traduttrice pure dall'italiano verso lo spagnolo, e per me devo dire che io riesco a rispettare la musicalità, la fonetica, ossia io vedo che siano due lingue abbastanza aderenti dal punto di vista fonetico. Ti volevo chiedere, per te è stato facile riprodurre la musica dei tuoi versi in italiano e in spagnolo? È stato facile oppure no? No, devo dire che in questo senso, ecco, concordo con quello che hai appena detto tu. Il fatto è innegabile comunque che siano Sì, comunque due lingue affini, due lingue diciamo così sorelle, sì. permette comunque anche di poter giocare un po' più facilmente, no? In alcuni casi, non sempre, però in alcuni casi lo permette. E probabilmente nel mio caso, scrivendo anche versi brevi, poesia breve, questo mi permette anche di come dire, riuscire a focalizzarmi molto sull'essenzialità del verso, quindi in questo caso anche sul ritmo, sulla musicalità, sulla pausa, sul silenzio. E devo dire che in questo senso mi sento anfibia, cioè questo stare tra
mi permette quasi di sentirmi, come dire, acunada, no? Tra l'italiano da un Acunada, lato, sì. acunada tra l'italiano da Acunada, un lato sì. e lo spagnolo dall'altro. E io sono al centro e mi piace a volte sentirmi al centro anche con la lingua napoletana, per cui io a Eh, volte sento un'equidistanza tra l'italiano, lo spagnolo e quest'altra lingua che comunque è una mia lingua di Tu identità. parli il napoletano? Tu lo parli? Sì, sì, io Sì. lo Ok. parlo, lo capisco, lo leggo. Scriverlo è molto difficile per me, perché Mm, bisogna ovviamente rispettare delle regole che sì. è difficile conoscere, però sì, Perché fa io parte per te più di un registro orale, il napoletano, più di un registro orale che scritto, allora. sì, Sì. assolutamente. Sì, sì, Mm, sì. mm, Dalla mm. musica alle canzoni, cioè dalla musica alle canzoni, anche le Sì. poesie, anche il parlato tra le persone. Comunque, nascere e vivere a Napoli quasi ti implica comunque, dover parlare anche il napoletano, in maniera anche piuttosto trasversale da un punto di vista anche sociale, no, non parlare il dialetto, quando a volte si dice: "Ah, parli il dialetto", come togliendo un po' di dignità al fatto che secondo me poi tutti i dialetti sono anche lingue, quindi non c'è Sì. Mm. una lingua più degna, una lingua meno degna. Ehm, e io credo che, parlare, per quel che mi riguarda, napoletano è stato qualcosa di, molto naturale, per cui io non sentivo che mi togliesse qualcosa rispetto all'italiano, o poi Mm. parlare italiano non mi togliesse qualcosa rispetto, diciamo così, al napoletano. Per me era bello vedere che si poteva, come dire, usare in tutti gli ambiti. Forse anche, ad esempio, in ambito universitario, cioè si sentiva anche parlare dei docenti in napoletano. Mm. Quasi Guarda, guarda, dire questo un'espressione, sì, quindi sì. non era, come dire, limitativo oppure minoritario, non ti Mm. toglieva qualcosa in questo senso. Mm. Questo è molto bello. Tra l'altro, questo è un argomento molto sensibile pure all'Università di Udine, no? Perché come sai, Friuli Venezia Giulia ha la lingua friulana, no? Noi Sì, insegniamo all'università il friulano, siamo in contatto perenne, io con i colleghi di friulano, loro mi consigliano dei poeti, degli scrittori in friulano, e ovviamente devo leggere bilingue, no? Italiano-friulano, però sì, quando leggo provo a pensare pure al suono, no? Ossia a leggere entrambi, no? Fare una lettura in diagonale. Ossia che questo argomento legato a questo che stai raccontando, che pure all'università i docenti parlano il napoletano, è molto bello, perché capita pure all'università nostra, no? Che non c'è una diglossia, non c'è un registro più, ovviamente è minoritario perché non tutti lo parliamo, però in ambiti colti le lingue minoritarie si parlano comunque, questa è una bella cosa. Allora, no, no, ti ringrazio, io non lo sapevo che il napoletano si parlasse pure all'università, questa cosa, almeno tra i nella mia docenti. esperienza a me è La tua capitato. Ora esperienza? non so attualmente, però è per dire che anche le cosiddette, ecco, lingue minoritarie, no, che molto spesso anche in maniera un po' sprezzante vengono poi solo Mm, identificate come sì, dialetto, sì. ehm, io credo che abbiano, ma tutte le lingue minoritarie abbiano molto da dare, e Mm. credo che perderle progressivamente, come in alcuni casi si stanno perdendo, credo che davvero, forse non ce ne rendiamo ancora conto, ma credo che davvero perderemo poi per sempre una parte di noi, che non riusciremo più a Sì, recuperare. perché E, c'è una differenza tra lingua minoritaria e lingua minorizzata, no? poi entriamo, Ossia, esatto, in un altro discorso infatti, sicuramente ehm, mm, più ampio, come è dire, più sì, ampio, eh? sì, No, ma dico, se dall'università diamo una dignità alle lingue minoritarie, quando diciamo minoritarie, diciamo che la parlano meno persone, questa è un'evidenza empirica, ovviamente, no? C'è uno standard, c'è una lingua nazionale e ci sono delle lingue sicuramente, locali. Ci sono certo, meno persone che ne parlano, lo stesso con il catalano e con il galiziano, questo è un dato di certo. fatto, però dare la dignità a a queste lingue minoritarie e non minorizzarle sarebbe il caso, no? E che l'istituzione che in un certo senso offre riconosce un riconoscimento pubblico,
è una bella cosa. Noi a Udine lo facciamo e vedo da quel che mi racconti. Ora sto ricordando quando sono stata a Napoli, che infatti ho visto Marco Taiano anni fa e Augusto Guarino. Sì, sì, tra di loro docenti parlavano in napoletano. Sì, sì, infatti è bella questo, è bello, è Sì, bello. per me sì, ti dico, ho un bellissimo ricordo in questo senso e se c'è ancora mi fa sicuramente più contenta, ecco, per cui Mm, sono contenta che non sia solo un ricordo, ecco, ma e che infatti. si parli una lingua che è assolutamente degna al pari dell'italiano, questo voglio Mm, dire, per cui non c'è una concezione, come dire, classista, ah, ma tu parli napoletano se ti trovi in un contesto, diciamo, più umile, no? Che mm. come spesso magari si identificano i dialetti, no? Io credo che si possa parlare, laddove c'è la possibilità di farlo, ovviamente, Mm. in tutti i contesti, quindi in maniera anche abbastanza trasversale da un punto di vista sociale, ecco. Daphne, quando io ti leggevo, io pensavo a una forma più legata all'aforema, aforema, ossia un mix tra aforisma Sì? e poesia, e poema, aforema. Allora io Sì, ti vorrei chiedere di leggerci sì, 3-4 poesie nelle due lingue, e dopodiché certo, possiamo continuare a dialogare. Mm? certo, volentieri, volentieri. Ho raccolto tutte le ossa per non lasciarle nude al silencio. Recogí todos los huesos para no dejarlos desnudos al silencio. Escribo cada comienzo y lo quemo sistemáticamente. Escribo y no soy, no escribo y soy aún menos. Scrivo ogni inizio e lo brucio sistematicamente. Scrivo e non sono, non scrivo e sono ancor meno. Per non abituarmi alla guerra, dipingo un papavero rosso, non ancora distrutto. Para no acostumbrarme a la guerra, pinto una amapola roja, aún no destruida. Le bambine non esistono, sono solo bozzoli di farfalle perdute. Las niñas no existen, son solo capullos de mariposas perdidas. Continuo? Oh. Dopo ti farò leggere altre cose, ma Dai, più o meno come per un assaggio per va gli bene. studenti. Sì. Sì, io vedo che pure quando leggi c'è la stessa musicalità, riesci a adottare, a dare ad ogni verso una musicalità simile nelle due lingue. Mm? Questa aderenza si vede chiaramente. Ti volevo chiedere se hai chiesto qualche consiglio a un madrelingua, non so, a Ernesto, oppure altri madrelingua spagnoli, o lo hai fatto tutto da sola? Da- mm. No, no, sono sincera, nel Sì, senso che ah, a me l'alta capita la traduzione è stessa stata cosa, o sea, ci capita. Sì. complessivamente sì, l'ho fatto io, ma, nei casi in cui potevo avere magari dei dubbi, delle incertezze o volevo anche solo un parere di oído, no, di Sì, come sì, sì, risultava, ecco, questa musicalità, sì, ho chiesto sì, come dire, un sì, parere poetico ad Ernesto, sì. ma a ancora a un paio di persone, altri poeti, poete, per sentire come sentivano anche loro. E quindi sì, sinceramente in alcuni casi ho chiesto poi, come dire, una delucidazione, ecco. No, Per cui benissimo. E ho sentito che hai detto invece di poetesse, poete, questo mi piace tanto, no? Questo modo di sì, toglierci questo finale, questa declinazione, visto, sì, desinenza. Sì, sì, infatti, infatti. sì. Perché tra l'altro tu hai studiato, hai fatto un master, questa è una cosa sulla quale ti volevo chiedere un po', prima di passare a parlare un po' sulla versione in portoghese, perché tu hai Sì, studiato pure un master in uguaglianza di genere, sì, igualdad de sì, inclusione. uguaglianza di genere, sì. Sì,
Raccontaci un po' questa tua esperienza di Sì, studio e che sì. impatto, che eco Eh. ha avuto nel dopo. Allora, sai Marisa, io quando a volte mi chiedono, nel senso, ma tu sei femminista? Quanto hai studiato? Cosa conosci? Eccetera, eccetera. Sì, lo sono, ma la cosa bella è, sempre a proposito di no? Di transizione, di andare verso qualcosa, essere poi femminista è esserlo in cammino, cioè è vivere poi anche questo cambiamento in cui tu ti accorgi che se, non lo so, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, tu ti lasciavi, come dire, presentare o ti presentavi come poetessa, io adesso mi presento come poeta e non per un vezzo linguistico, ma perché sento che qualcosa dentro di me cambia. Cambia attraverso ovviamente la conoscenza, cambia attraverso la lettura, cambia attraverso tutto quello che studiose, linguiste, poete, altre madri genealogiche della lingua hanno fatto per noi e la cui traccia poi è arrivata fino a noi. Quando io ho letto Alma Sabatini, no? Il sessismo nella Mm. lingua italiana, questo lavoro secondo me fondamentale, io lì ho capito, ho detto no, io voglio essere, come dire, chiamata poeta. E ripeto, non per un vezzo, perché suona meglio e perché suona peggio poetessa, un po' come la diatriba che brutto, Sì, ministra, sindaca. sì, 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 sì. No, non è una questione di perché suona male. No, perché è un atto anche di riparazione, anche di giustizia, anche di, come Mm. dire, storicizzare quello che poi diventa anche il femminismo, diciamo così, linguistico, poetico, in un certo qual modo. Per cui io come dire, ho attinto finora, per quello che ho potuto, anche alle cose che ho imparato e sto imparando. Cioè, per me vivere in America Latina in questo momento, no? Da donna comunque adulta ormai, per me è la possibilità davvero di decostruirmi giorno dopo giorno e di riuscire a trovare tante me tra le due lingue, tra i due territori e anche tra le varie formazioni culturali e non, formali e non, che ho vissuto e sto vivendo adesso. Per cui per me davvero vivere, diciamo così, il femminismo, sia linguistico, sia poetico, sia poi esattamente esistenziale umano, ehm, nei limiti del possibile di ciascuno di noi, nel mio caso nei limiti del mio possibile, per me è davvero la scoperta di qualcosa di me che ancora non conoscevo e di cui cerco poi di, come dire, appropriarmi, anche se a volte è una parola un po' brutta, appropriarsi, però di fare mio, ecco, in un Sì. certo qual modo. Quindi per me dire poeta, se vogliamo prenderlo come proprio aneddoto, esempio, per chiarire anche questo cammino, in un certo qual modo questa transizione, per me dire poeta è prendere coscienza del fatto che essa a me non serve più e che non è un errore oppure un orrore se c'è chi vuole definirsi poetessa. Per me va benissimo, non faccio, come dire, la morale o la lezione a nessuno, ma nel mio caso poter dire poeta significa aver avuto la possibilità di leggere, di sapere, di conoscere che è esistita Alma Sabatini, che ha fatto un lavoro di ricerca per cui ha spiegato perché fosse giusto definirci poeta o È una poete. forma di tributo, no? Tributo a Sì, a per una me genealogia, esatto, per me infatti. sì, è una forma di tributo e dire, caspita, ci sono state queste donne, queste studiose, queste autrici che hanno fatto un lavoro immenso per tutte noi, Mm. per tutte coloro che verranno dopo, che sono state loro contemporanee, per chi forse ancora non conosce, non l'ha letto, ma lei, come tantissime altre ovviamente, tutte le nostre madri e sorelle, genealogicamente parlando, del femminismo letterario e non, a cui dobbiamo tanto, tutto, a volte sono scomode, bisogna dirlo, perché mettono noi in una posizione scomoda, perché dicono, caspita, ma allora cosa ho fatto fino ad oggi? Cosa ho detto fino ad oggi? Cosa ho creduto fino ad oggi? No? E quindi dici, sono stata tutta sbagliata nella mia vita, no? Sai, proprio quelle domande Sì, esistenziali. Però, sì, sì, secondo me, sì. mettersi in discussione è anche la forma, come dire, più radicale poi di vivere davvero la nostra vita e di cercare di Mm. essere quanto più aderenti possibili a quello che noi sentiamo di essere. Mm.
Ti volevo chiedere pure per la versione in portoghese, perché prima mi hai detto è una lingua che amo molto. Allora io vorrei capire un po' il motivo, no? Il perché di questo amore verso il portoghese e vorrei pure nominare la traduttrice, no? Che questa è una cosa Assolutamente, che dico sempre ai miei studenti, assolutamente. no? I Sì, traduttori sono fondamentali, sono sono ponti, sono fondamentali, mediatori. Allora, sono fondamentali. la traduttrice per il portoghese è Kezia Mastelaro, che Kezia lei è... Martellaro, inizio da lei perché credo che sia Kezia, giusto, proprio perché la Kezia. versione in portoghese non potrebbe esistere se non ci fosse stata Kezia Martellaro, la Kezia. traduttrice, con il lavoro che ha fatto, traducendo appunto Antes dell'alba in Antes do amanhecer. Bene. A proposito sempre di lingue sorelle, Mm. noi ci siamo trovate a parlare appunto con Kezia proprio in questo modo, nel senso che lei ha letto prima dell'alba in italiano e dall'italiano l'ha poi tradotto in portoghese. E io capisco un po' il portoghese, ma non sarei mai stata ovviamente in grado di arrivare a tradurlo, per cui il lavoro l'ha fatto assolutamente lei, cercando, come dicevi tu prima, sempre nel punto della musicalità delle tre lingue in questo caso, di cercare Sì, sempre questo punto, questo principio, ehm, anche se non doveva essere, come dire, assolutamente necessario o comunque indispensabile. Ma sì, provare a leggere, provare e sentire comunque che anche in portoghese restava, come dire, una musicalità, quasi un rispetto, no, di quello che poi era la mia scrittura, il mio linguaggio, nel momento in cui nasceva, io mi sono sentita, come dire, riconosciuta anche in quella traduzione. Perché poi devi fidarti, no? Lì poi subentra una sì, fiducia. infatti, Oltre al tema infatti, della fedeltà, subentra anche un tema della fiducia. fiducia. Dire, Sì, ma tu riuscirai a rendere davvero quello che io volevo dire? E lì bisogna poi ovviamente anche fidarsi, ovviamente, sapere quello che farà, diciamo così, la traduttrice in questo caso. E ci siamo anche confrontate. In alcuni casi lei mi chiedeva, ma tu con questa parola vuoi dire proprio questo? Ma tu... E io apprezzavo molto perché dicevo, vedi, per me poteva essere, come dire, scontato, certo che voglio dire questo, oppure, ah no, non voglio dire questo. Però lei chiedeva proprio perché mi diceva: "Io devo cercare di addentrarmi dentro la sì, tua parola per tirare sì. fuori l'essenza di quello che tu vuoi dire in un'altra lingua che in questo caso, ehm, tu non conosci, cioè non parli e non scrivi. Quindi io devo essere quanto più fedele alla tua idea di autenticità della lingua". Quindi sì, no, devo dire che anche in portoghese ne è venuto fuori comunque un bel lavoro di cui sono Mm. assolutamente contenta. Perché la Sì. prima edizione era bilingue, invece Era la seconda è bilingue. stata trilingue. Esatto, esatto. Ci siamo, come dire, lanciati in questa avventura addirittura trilingue, per cui con l'aggiunta del portoghese che ha dato questa, diciamo così, maggiore ampiezza del lavoro, ecco. Kezia, si pronuncia così, Kezia o Kezia? Chesia, Chesia. Kezia, Kezia. Kezia abita a Sao Paulo, vero? A San Paolo, in Al- Brasile. Allora, lei è brasiliana di origine italiana, in questo momento vive in Portogallo. Ah, ok, ok, Sì, ok. Bene, sì. bene. Quindi anche Che tu, lei vive, diciamo così, nella diaspora culturale di quello che nella poi è diaspora, stata sì, come lingue, noi due, letteratura. ok. Esatto, esatto, sì, Sì, sì. sì, Allora, ti vorrei chiedere di leggerci di più, quello che vorrai. Sì, volentieri, sì, sì, sì. assolutamente. Ok. Al mercato della felicità ho comprato qualche grammo di ozio e un po' più di piacere, pagando più del dovuto. Attendo il resto, senza fretta. En el mercado de la felicidad compré unos gramos de ocio y poco más de placer, pagando más de lo debido. Sin prisa, espero el vuelto. Un arroyo en dirección de la nada, o casi, y yo voy de camino, en cada gota suya. Un ruscello in direzione del nulla, o quasi, e io sono in cammino, in ogni sua goccia. Un'ombra di verità impazzita, in un sole che la sfiora a malapena.
di notte soltanto vive il mio canto d'amore. Una sombra de verdad enloquecida en un sol que apenas la toca. Solo de noche vive mi canto de amor. E concludo con questa a cui tengo molto. Tutti gli uomini sono mortali, tutte le donne sono già morte. Todos los hombres son mortales, todas las mujeres están ya muertas. Bene, allora io vorrei chiedere agli studenti e studentesse se vogliono iniziare un dialogo, se vogliono chiedere qualcosa a Daphne, fare qualche commento. Io vedo 18 partecipanti, non è poco. Potete parlare in italiano, non vi, non vi mettere un voto per se sbagliano un tempo verbale, potete utilizzare la vostra lingua oppure in spagnolo se volete. Allora, chi, chi vuole intervenire? Io vorrei fare una domanda, se Sì, possibile. Giulia. Sì, sì, Giulia. Se, In italiano, ovviamente. sì. Sì, mi sono molto piaciute il verso, quello della guerra. Non mi sono abituata alla guerra, non mi abituo alla guerra. Vorrei capire perché il papavero rosso, che significato ha, e anche Sì. l'ultima poesia, quello gli uomini sono tutti mortali e le donne sono già morte. Se può spiegarmi cosa intendeva dire. Grazie Grazie. Giulia grazie a te per la tua domanda. Sì, la poesia a cui fai riferimento, aspetta che la riprendo giusto un attimo, eccola qua. Per non abituarmi alla guerra dipingo un papavero rosso, non ancora distrutto. Io in questa immagine in questo verso, in questi versi in realtà ho, come dire, ho visto questa immagine del papavero rosso, no? Non ancora distrutto, e questo papavero come simbolo di resistenza, in realtà, come fiore di resistenza, come fiore di tutte le resistenze. Nel momento in cui ho scritto questi versi, non era ancora, come dire, ripresa la guerra tra Israele e Hamas. Diciamo che l'ho letta molto spesso, soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, proprio perché con questa immagine del papavero io cercavo di riprendere tutte le resistenze, no? In un certo modo, fino a questa ultima, che probabilmente è quella che in un certo qual modo sentiamo quasi più impellente, almeno per quel che mi riguarda, vivendo qui in Cile, dove la comunità come dire, di discendenza palestinese è molto molto presente. Quindi qui il tema è molto molto sentito e posso dire che nasce proprio come una forma di resistenza verso tutte le distruzioni provocate dalle guerre, e il papavero rosso per me era un simbolo proprio di fiore di resistenza, e poi trasformatosi in tutte le resistenze rispetto alla guerra che distrugge tutto, no? Quindi anche l'ultimo barlume di speranza, di resistenza, di bellezza, che può essere anche un unico fiore, un unico papavero che sopravvive in un campo che viene distrutto completamente dalla furia della guerra. E per cui per me diciamo che era questo il significato di questi versi del papavero rosso, come resistenza di fronte a tutte le distruzioni delle guerre, ecco. Mentre invece la seconda, che appunto tutti gli uomini sono mortali, tutte le donne sono già morte, l'ho scritta pensando, diciamo così, a tutti i femminicidi che comunque coinvolgono nello specifico la società italiana, no? E quindi questo fenomeno strutturale che non si riesce comunque come dire, ad eliminare in un certo qual modo da quello che è un processo, come dire, culturale, che sarà molto lento, fino a che non verrà eliminato del tutto, no? Rispetto appunto a comportamenti, azioni e tutto quello che vediamo poi culminare fino poi al gesto estremo del femminicidio. Per cui per me dire tutte le donne sono già morte è come dire che noi tutte siamo delle potenziali vittime in vita. Cioè qualcuna di noi, forse sarà un po' cruda, un po' dura, non ci sarà, perché sarà l'ennesima vittima di un femminicidio. E fin quando noi non saremo in grado come società, da un punto di vista culturale,
di riuscire a far fuori questa parte di violenza che sembra quasi purtroppo essere strutturale alla società italiana, e noi non riusciremo a dire che tutte le donne invece restano vive, no? Fino ad una morte naturale, diciamo così, ma tutte le donne sono ancora potenzialmente delle vittime di qualcuno che da qui a poco o tanto tempo l'ammazzerà, la ucciderà. Quindi in questi versi brevi ho cercato di dare la sensazione di grande dolore, di grande sconforto che comunque credo per ciascuna di noi lascia un femminicidio, no? Lascia pensare che una donna, giovane, meno giovane, una donna viene uccisa per il fatto stesso di essere donna, e quindi da lì poi tutto quello che implica, proprio da un punto di vista, ripeto, culturale e strutturale, questo fenomeno, per cui sembra tanto difficile riuscire ad estirparlo dalla società. Tutto qui. Grazie. Grazie a te, Giulia, per la domanda. Altri studenti, studentesse? Giulia, sempre, grazie Giulia, che sempre ti colleghi e fai delle domande interessanti. A loro non piace accendere la camera, l'unica cosa che capita spesso, no? Che Sì. ovviamente se sono nell'intimità di casa possono fare quel che vogliono, però a volte sentiamo che parliamo con le lettere del nome e del cognome. Allora, Sì. qualcun altro, qualcun'altra? Giada, Elena, Giulia, Beatrice. Ok, allora, lo spagnolo, Daphne, per te, diciamo, il tuo primo approccio allo spagnolo è stato durante l'università? Ossia, sarebbe quello che noi chiamiamo, come nel mio caso, è un bilinguismo più tardivo, non precoce come quello dei paesi in cui nasci in un ambiente ovviamente bilingue, no? Nel tuo caso sì, potrebbe essere tra il napoletano e l'italiano, ossia che tu già sei cresciuta in un ambiente in cui ascoltare due codici già era una cosa Sì. frequente, questo sì. Lo spagnolo, come nel mio caso, è stato più da adulta, no? Sì, posso dire che è stata da adulta, anche se in una fase un pochino precedente all'università, nel senso che io l'ho studiato al liceo, perché io ho fatto un liceo Ah, linguistico, per cui ok. era una cosa bellissima, quasi sperimentale, rivoluzionaria, questo liceo linguistico dove veniva appunto insegnato lo spagnolo. Quindi io ho iniziato lo spagnolo intorno ai miei 15 anni, gli ultimi diciamo Ok. anni del liceo, Mhm. c'erano queste 2 ore di spagnolo a settimana, però quello è stato il mio proprio primissimo inizio, approccio verso questa nuova lingua, e chi se lo sarebbe immaginato che poi sarebbe diventata Infatti, la mia lingua tra, no? del E quindi cuore, no? Una lingua del esatto. cuore Sì, pure sì, per del te. cuore, assolutamente, del cuore, di poesia, di amore, di vita, per cui assolutamente così, e la vita poi è talmente sorprendente e imprevedibile, per cui dal liceo ritrovarmi adesso, vivere in Cile, non l'avrei mai potuto pensare, ecco, nella mia vita. Mm. Però sì, sì, sicuramente un Allora, bilinguismo tardivo comunque, questo sì, sono no, prima, no, è che queste sono categorie che mette la psicolinguistica, ossia i libri sì, che parlano sul bilinguismo, quando è precoce, quando è più tardivo, cioè, mettono come se il cervello, ossia ovviamente il cervello quando riceve due input linguistici in un momento più, diciamo, più infantile, più precoce, diciamo che il cervello come che si struttura in un modo diverso, no? Ad esempio, io parlavo pure con Fabio Moravito, italiano, ma che scrive in spagnolo messicano perché abita in Messico, sì, ed era molto molto curioso perché lui scrive in spagnolo ed è conosciuto come un poeta in lingua spagnola, però lui è cresciuto
con l'italiano come lingua madre. Allora lui dice che si sente più sicuro quando legge in italiano, anche se scrive in spagnolo. Pensa. Ossia che sì, 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 è molto, molto curioso e molto interessante quello che ci raccontava. Allora, noi stiamo finendo questa ora di incontro, però ti volevo chiedere per questo titolo meraviglioso del tuo podcast, Disordinarie, storie Sì. di donne. Raccontaci un po' su questo podcast e questo titolo bellissimo. Allora, Disordinarie storie di donne, sì, è questo titolo che, diciamo così, nasce nel tentativo di voler raccontare oltre l'ordinarietà, ma anche oltre l'ordine. E quindi aver adoperato poi questo dis per cercare di dire noi andiamo oltre l'ordine e oltre Sì, l'ordinarietà per, eh, come dire, provare a connotare delle donne disordinarie, no? mm, E un pochino oltre lo straordinario. No, no, io volevo proprio che fossero disordinari e poi fossero appunto queste storie di donne. Per cui questo è un progetto a cui, come dire, tengo, ho tenuto moltissimo perché è stato poi un progetto che mi ha permesso anche di, come dire, appunto scrivere un copione, se così possiamo dire, per la radio, perché questo è un progetto che poi è stato portato avanti appunto da me, che ero l'autrice e la locutora, la podcaster. quando è E nato questo podcast? allora, il progetto sorge nel 2021 e poi sì, le 2 edizioni sono del 22 e del 23, in collaborazione con Border Radio, che è una radio di Torino. Mm. Per cui appunto abbiamo portato avanti per 2 anni, per 2 stagioni in realtà questo progetto. Io sono tanto, tanto affezionata, infatti vorrei anche ritornare, come dire, come voci nella radio, perché comunque è un mezzo d'espressione che reputo molto, molto forte. E quindi l'ascolto, la lettura, comunque io mi immergevo completamente in queste storie che raccontavo e c'era sempre un particolare, magari un mio aneddoto rispetto poi alla figura della donna di cui parlavo. E sono sincera, per me anche essere, come dire, riconosciuta in questo lavoro, in questo progetto che è stato portato avanti addirittura da l'eredità delle donne, Serena Dandini, che l'ha voluto comunque nel suo festival, per me è stato un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione, perché davvero è partito tutto dal basso con questa radio, come dire, popolare di Torino, e vederci poi coinvolti comunque nella cartellonistica ufficiale dell'eredità delle donne, per noi è stato un motivo di grande orgoglio della nostra piccola grande presenza all'interno comunque di qualcosa in cui veniva riconosciuto anche un lavoro fatto dal basso, ma fatto comunque con tanta passione, con tanta, come dire, dedizione, anche con voglia di divulgare dei contenuti magari poco conosciuti di tante donne, ovviamente non tutte quelle che uno vorrebbe, però nell'ambito delle 2 stagioni siamo riusciti poi a montare degli episodi, per cui abbiamo fatto poi questo lavoro di anche appunto, ripeto, di divulgazione, per cui io mi sono, come dire, divertita e impegnata anche tanto. Per me è stato un'esperienza molto, molto bella, formativa, costruttiva. È stato anche scavare in alcuni dei miei ricordi rispetto a quelle che erano queste figure di donne e come volessi poi rirappresentarle sia rispetto al mio ricordo, sia rispetto a quello che poi loro hanno realmente, come dire, fatto e vissuto nella loro vita e quanto poco di loro purtroppo si sapesse, ecco. Benissimo. Allora, Daphne, finiamo questo incontro molto ricco. Ehm, se vuoi finire con una tua poesia, ci salutiamo con una tua poesia finale nelle 2 lingue. Ti Dai. ringrazio molto per sì, averti ritagliato questo momento e per stare qui con noi. E allora continuiamo a parlare su queste esperienze anfibie. Mm? Sì, prima di leggere però permettimi ovviamente di ringraziare io te, grazie davvero, l'università ovviamente, e tutte le persone che sono state qui con noi oggi, per cui davvero per me è stata un'occasione comunque bella, importante e emozionante anche per raccontare anche
quello che poi viene fuori da quello che sono le nostre vite, queste lingue, questi territori, questa frontiera. Per me è sempre una scoperta anche raccontarmi. Talvolta lo faccio in italiano, talvolta lo faccio in spagnolo e mi rendo conto che aggiungo sempre un pezzettino in più alla nuova narrazione di me. Per cui io ti ringrazio tantissimo se mi hai dato questa possibilità di sentire ancora qualcosa di nuovo di quello che è il mio nuovo mondo. Per cui grazie davvero di cuore, Marisa, per la tua disponibilità, la tua attenzione e il tuo affetto per me. Ecco, grazie davvero. A te. Leggo una brevissima poesia. Sì, sì. Okay. Scrivo fino a veder ardere un pezzo della mia anima e scrivo hasta ver arder un pedazo de mi alma. Grazie mille. Grazie. Buona giornata, buon pomeriggio. Grazie mille. Grazie, buona serata a voi. Grazie mille ancora. Ciao, a presto.